Buonasera, alle principali notizie. Ad Agrigento costi gonfiati, fatture sospette nell'inchiesta su eventi per Capitale della Cultura. 5 indagati per truffa aggravata e peculato. C'è anche il deputato di Fratelli d'Italia Calogero Pisano. $600.000 di guadagni, ricette mediche false e un traffico di oppioidi tra Italia e Stati Uniti. Si chiude con 15 condanne l'inchiesta della Procura di Siracusa, traversata veloce. A Catania, 2 mesi dal ciclone Harry, siamo tornati nelle zone devastate. Santa Tecla è ancora un paese fantasma. Sono arrivati solo i fondi regionali. Un'auto cade in mare al porto di Siracusa, a bordo 2 turiste inglesi, madre e figlia, salvate in acqua da 2 passanti coraggiosi. Falso allarme bomba nel centro smistamento delle poste di Catania. È la 4ª volta che vengono trovati finti ordigni con fili e tubi. Il caro carburanti pesa soprattutto in Sicilia. Il Codacons lancia un vademecum con consigli pratici per risparmiare. Adolescenti tra disagio e malessere a Catania, l'iniziativa per educare l'uso consapevole dei social. Intanto è stato attivato il numero verde antibullismo 800 280 000. Calcio, il Catania di Viali guarda la classifica dopo l'importante vittoria di Latina. C'è tempo per migliorare gli automatismi e ritrovare forte. Respinto intanto il ricorso del Trapani, restano 5 punti di penalizzazione. Eccoci, buonasera. Fatture sospette, inchiesta ad Agrigento su eventi legati alla Capitale della Cultura. 5 indagati per truffa aggravata e peculato, tra questi c'è anche il deputato di Fratelli d'Italia Calogero Pisano. Sentiamo Davide Sardo. Un'inchiesta scuote Agrigento, costi gonfiati, fatture sospette e cachet lievitati finiscono nel mirino della procura. 5 persone sono indagate per truffa aggravata e peculato. L'avviso di conclusione delle indagini è stato notificato il 30 marzo. Tra i nomi spicca quello del deputato nazionale Fratelli d'Italia Calogero Lillo Pisano, coinvolti anche Fabrizio Lagaipa, amministratore del distretto turistico Valle dei Templi, Salvo Prestia, direttore della Fondazione Teatro Pirandello, e Calogero Casucci e Laura Cozzo. Al centro dell'indagine ci sarebbero spese ritenute artificialmente aumentate per eventi culturali e turistici legati all'anno di Agrigento Capitale della Cultura. Secondo gli inquirenti sarebbero stati utilizzati artifici per ottenere pagamenti non dovuti. Il peculato riguarderebbe invece la gestione di fondi pubblici. L'atto non implica colpevolezza, ma chiude la fase investigativa. Gli indagati potranno ora difendersi prima della decisione sull'eventuale rinvio a giudizio. La vicenda arriva dopo mesi di polemiche sulla gestione delle risorse e dei grandi eventi del 2025, già finiti sotto la lente della Corte dei Conti. Intanto la città attende sviluppi, non più spettacoli, ma chiarezza sulla gestione del denaro pubblico. $600.000 di guadagni, ricette mediche false e un traffico di oppioidi tra l'Italia e gli Stati Uniti. Si chiude così con 15 condanne della Procura di Siracusa l'inchiesta, traversata veloce. Sentiamo Roberta Lunghi. 15 condanne e 5 assoluzioni. Arriva la sentenza del Tribunale di Siracusa sull'operazione Fast Shipping, che ha smantellato un traffico internazionale di ossicodone tra Italia e Stati Uniti. Oltre 90 anni di carcere complessivi inflitti agli imputati con la pena più pesante, 24 anni di reclusione, per Angelo Claudio Passanisi, ritenuto a capo dell'organizzazione. Condanne fino a 13 e 12 anni per gli altri imputati. Secondo l'accusa, il gruppo si sarebbe procurato il farmaco in Italia attraverso prescrizioni di medici compiacenti per poi spedirlo illegalmente negli Stati Uniti, dove la vendita è vietata. Si tratta di un farmaco antidolorifico molto potente, appartenente alla famiglia degli oppioidi. Fuori dall'uso medico, viene venduto illegalmente proprio perché ha effetti euforizzanti e crea forte dipendenza e rischio di overdose. Il sistema, smantellato dalle indagini coordinate dalla DDA di Catania e condotta da Polizia e Guardia di Finanza dal 2021, avrebbe fruttato circa $600.000. Una vicenda che riaccende l'attenzione sul traffico illegale di farmaci e sul mercato degli oppioidi, da anni al centro di una grave emergenza sanitaria negli Stati Uniti.
A Enna un'altra donna ha denunciato di aver riportato la frattura del setto nasale nella rissa scoppiata in una discoteca tra due gruppi di giovani appunto di Enna e di Piazza Armerina. Pochi giorni fa la denuncia di un'altra ragazza che è stata colpita sempre la stessa sera con un pugno. A distanza di più di 2 mesi dal ciclone Harry siamo tornati nei luoghi colpiti dalla devastazione. A Santa Tecla è ancora un paese fantasma. Gli unici aiuti arrivati sono quelli regionali. Sentiamo Eva Spampinato. Stiamo raschiando il fondo, la nostra struttura ha subito dei danni di circa 150.000 euro, siamo in continua fase di stima. Santa Tecla è un paese fantasma, dopo più di 2 mesi dalla devastazione portata dal ciclone Harry. Qui il rumore del mare è coperto da quello delle pale che impastano il cemento, delle ruspe che non sono mai andate via, dei muratori che lavorano nel silenzio totale dello Stato. Sono arrivati i primi fondi da parte della Regione fino ai 20.000 euro per quanto riguarda le imprese, ma purtroppo ancora viviamo nella totale incertezza perché non si ha alcun tipo di rassicurazione dal punto di vista del governo nazionale. Gli imprenditori turistici nel frattempo hanno perso i clienti che sarebbero arrivati per il Carnevale e ora per la Pasqua. Non possono perdere anche la stagione estiva e l'unico modo per ristrutturare è chiedere prestiti alle banche. Non esiste una vera e propria regolamentazione dovuta al ciclone Harry. Non si sa realmente a cosa attingere, non esistono fondi, non c'è una vera e propria cabina di regia che ci dice cosa fare, che ci dà delle programmazioni, ci dà delle scadenze, ci dà ulteriori ristori, quindi si va in banca per conto proprio, si richiede un prestito e si va avanti. Dei milioni annunciati dal governo centrale neanche l'ombra. E adesso la guerra, il caro carburanti, le crisi internazionali complicano ancora di più la situazione. E anche la paura di ritrovarsi privi, di non ritrovarsi delle spiagge ad hoc, delle cittadine ben sistemate. L'Avvocatura Generale della Regione intanto rassicura: la norma regionale si può applicare, quindi non ci sono problemi per i ristori già assegnati e i dirigenti possono continuare a esitare le pratiche. Tragedia sfiorata stamattina a Ortigia, un'auto con una madre e una figlia a bordo finiscono in mare durante una manovra per uscire da un parcheggio. 2 uomini si tuffano in acqua e le salvano. Francesco Loi. Niente, io gli ho chiesto il parcheggio alla signora e mi fa 3 minuti e vado via. Poi tutto in un tratto l'ho vista andare indietro, ha toccato un'altra macchina che sarebbe quella e poi l'ho vista andare in acqua. Il racconto della tragedia sfiorata è questo. A bordo dell'auto noleggiata c'erano 2 persone, madre e figlia di 7 anni, inglesi, in vacanza a Siracusa. Ho aperto lo sportello dietro della signora, della bambina, e mi sono tirato fuori subito la bambina. Io non ci ho pensato nemmeno un secondo, ho visto urla, ero qua vicino anche. Più altro ho sentito, non sono appena avvicinato del luogo dell'incidente, ho sentito urla della bambina. Per fortuna per le 2 a bordo soltanto un brutto spavento. Tutto è accaduto qui, alla Darsena, verso le 9:30. L'auto era parcheggiata lì, poi ad un certo punto ha urtato quel mezzo che si trova alla mia destra per poi finire in mare. Una fatalità, forse un errore della donna, alla guida dell'auto con cambio automatico, ma c'è chi punta il dito sulla poca sicurezza del parcheggio. Perché giustamente appena che viene una macchina, ci sono tante macchine che vanno direttamente nelle catene, appena che sbagli a mettere la marcia vai a finire in mare, come è stato tante volte è capitato in Ortigia. Una notte di ricerche e di ansia, ma alla fine non c'era nessuno sotto le macerie di una palazzina che è crollata a Licata. Siamo nell'Agrigentino. Davide Sardo. Nessuna persona sotto le macerie. Si chiude senza feriti né vittime l'allarme per il crollo della palazzina di 3 piani disabitata avvenuto ieri sera in zona Playa a Licata. Per tutta la notte si è lavorato senza sosta. Oltre 50 vigili del fuoco impegnati, arrivati da Agrigento, Palermo, Messina, Catania e Caltanissetta. In campo anche le unità cinofile e la squadra specializzata USAR Medium. La svolta nelle prime ore del mattino. L'uomo che aveva lanciato l'allarme ha ricontattato il 112, rintracciato dalla polizia, ha chiarito la sua posizione. Ha spiegato di aver solo ipotizzato la possibile presenza di qualcuno all'interno dell'edificio. Nessuna certezza, nessuna segnalazione diretta. A quel punto sono scattate le verifiche definitive. I cani dei vigili del fuoco non hanno rilevato tracce umane sotto le macerie.
Esito negativo anche per le squadre specializzate. Così, con il passare delle ore, la tensione è calata. L'area è stata progressivamente sgomberata. Le unità cinofere hanno lasciato la zona, seguita la squadra USAR. Resta il crollo improvviso di una struttura già disabitata e resta soprattutto il sospiro di sollievo. Nessuno è rimasto coinvolto. A Catania, falso allarme bomba al centro smistamento delle poste, il quarto episodio in poche settimane, così aumenta la paura dei dipendenti e indaga la polizia. Tonino De Mana. Tra falsi allarmi bomba, segnalazioni e pacchi sospetti, il centro smistamento delle poste alla zona industriale di Catania vive ore di alta tensione, con le forze dell'ordine che stanno indagando su una serie di inquietanti episodi. L'ultimo si è registrato nella notte, quando uno dei dipendenti si è trovato davanti ad un pacco alimentato da una batteria e da cui fuoriuscivano alcuni fili, quanto basta per fare scattare le procedure di sicurezza. La prontezza dei colleghi ha fatto sì che l'allarme venisse lanciato immediatamente e quindi evacuato il centro di distribuzione di Catania. Artificieri e vigili del fuoco in azione nella struttura di via Enzo Ferrari 30 ed indagini a 360 gradi della polizia. Il plico sospetto, è stato poi accertato, sarebbe stato confezionato in maniera tale da creare allarme. Il presunto ordigno era inoffensivo, ma chi ha interesse ad alimentare questo clima di tensione? In attesa di risposte, l'unica soluzione è rafforzare i controlli. Se oggi, ieri o negli altri episodi la bomba era finta, abbiamo paura che qualcosa di serio possa accadere. Dall'inizio dell'anno è il quarto falso allarme bomba, gli ultimi 2 addirittura in meno di 48 ore. Ci occupiamo del caro carburanti perché il Codacons lancia un vademecum con 10 consigli pratici per fare durare di più a lungo il pieno. Roberta Lunghi. In Sicilia il caro carburanti continua a pesare su famiglie, lavoratori e pendolari. Secondo gli ultimi dati del Ministero delle Imprese del Made in Italy aggiornati al 30 marzo 2026, il gasolio Self ha raggiunto i 2,06 euro al litro, mentre la benzina Self sfiora 1,77 euro. Numeri che incidono sui bilanci, soprattutto in una regione dove l'auto resta spesso indispensabile per gli spostamenti quotidiani. A preoccupare è anche la scadenza del 7 aprile, quando terminerà la misura temporanea sulle accise. Secondo il Codacons, senza una proroga, si potrebbe registrare un aumento fino a 18 centesimi al litro, IVA inclusa. In attesa di decisioni arrivano però anche consigli pratici del Codacons per risparmiare. Questi alcuni punti essenziali tratti dall'apposito decalogo dedicato agli automobilisti. Il primo, guidare in modo fluido, evitando accelerate brusche frenate, limitare la velocità, controllare regolarmente la pressione dei pneumatici, usare il climatizzatore con moderazione, confrontare i prezzi dei distributori e scegliere quando possibile il self-service, spegnere il motore durante le soste prolungate. Sono alcuni dei piccoli accorgimenti che possono aiutare a contenere i consumi in un momento in cui il pieno pesa sempre di più sulle tasche degli italiani. Quando la rigenerazione delle periferie si intreccia con lo sport, oggi il ministro Andrea Bodi a Palermo nel quartiere Borgo Nuovo per un progetto che rientra nel decreto Caivano. Marco Gullà. Superare il concetto di periferia è il mantra che si impone l'amministrazione comunale di Palermo per rivalutare tutte quelle zone del capoluogo siciliano che sono ai margini. E in merito, proprio questa mattina, sono iniziati i lavori per la ristrutturazione della chiesa San Giovanni Apostolo nel quartiere di Borgo Nuovo, nell'ambito degli interventi di rigenerazione urbana previsti dal decreto Caivano. Ma a Borgo Nuovo nascerà anche un campo polifunzionale, lo sport, che quindi può permettere a tanti giovani di intraprendere strade più sane, come ribadisce anche il ministro dello sport a Bodi oggi a Palermo. Noi stiamo cercando di andare diffusamente anche con altri strumenti proprio lì dove c'è maggiormente bisogno dello sport, dove lo sport è stato abbandonato, sacrificato, mortificato, ignorato. E poi i lavori per la ristrutturazione della chiesa, cuore pulsante del quartiere. Vuol dire rimettere in gioco la propria fede, il proprio cammino, la propria vita spirituale, perché finalmente una chiesa che vive, che funziona, diventerà il cuore di tutto il quartiere. Questo fa parte, di tutto quel corollario di interventi che l'amministrazione sta cercando di indirizzare verso soprattutto i quartieri più difficili e con maggiori necessità di questa città.
Adolescenza tra disagio e malessere. A Catania l'iniziativa per educare i giovani all'uso consapevole dei social. Intanto è stato attivato un numero verde gratuito antibullismo, l'800 280 000. Adelaide Barbagallo. La rabbia che cova, l'aggressione prima solo verbale, poi la violenza. L'ultima scuola con l'accoltellamento di una docente da parte di un adolescente di 13 anni è un'altra strage, per fortuna solo progettata. I ragazzi passano tantissime ore sui social ed è in quella stanza chiusa, lontano dallo sguardo dei genitori, che spesso fenomeni di bullismo e cyberbullismo nascono, dicono gli esperti. Così si intensificano nelle scuole gli incontri di sensibilizzazione. A Catania patto tra ASP e Polizia Postale. Stiamo intervenendo sulle scuole per restituire quella che è l'importanza ai ragazzi dell'attenzione alle emozioni, perché è da qui che dobbiamo partire. I ragazzini conoscono bene i social e internet, ma non sono perfettamente consapevoli dei rischi. La Polizia di Stato non può essere l'unico attore in questo contrasto. Le famiglie, la scuola devono giocare un ruolo sempre più importante. Proprio in questo istituto tempo fa abbiamo fatto un incontro con i genitori. Non erano tantissimi, così come non sono tantissimi purtroppo negli incontri quando andiamo nelle scuole. A scuola è difficile il ruolo degli insegnanti chiamati ad educare al rispetto, a intercettare segnali di disagio, se poi in famiglia non c'è la stessa attenzione. Viviamo un momento difficile di tensione, di paura, di disagio da parte delle giovani generazioni che hanno bisogno di adulti al loro fianco. Coltelli in classe? Assurdo, dice il ministro Valditara, mettere i metal detector in tutte le scuole. Intanto l'ufficio scolastico regionale ricorda che contro il bullismo è attivo il numero verde gratuito 800 280 000. Una breve pausa, poi andremo a Caltanissetta, dove sono stati arrestati 2 usurai. La nave Sea-Watch 5 è stata fermata per 20 giorni e multata per 10.000 euro dopo lo sbarco del 18 marzo a Trapani e il rifiuto dell'equipaggio di far viaggiare i naufraghi fino a Marina di Carrara, porto assegnato dalle autorità italiane, troppo distante per la ONG che ha soccorso 93 persone in pericolo in acque internazionali, tra loro donne incinte, bambini e minori non accompagnati. Adesso a Caltanissetta un prestito di denaro che secondo gli investigatori si sarebbe trasformato in una vera e propria trappola di debiti. Arrestati così 2 usurai. Il servizio di Rita Cinardi. Stretto dalla crisi economica si era rivolto a chi prometteva denaro facile, ma quel prestito si sarebbe trasformato in una spirale di interessi usurari. E questa la vicenda al centro dell'ordinanza di custodia cautelare eseguita dai carabinieri di Caltanissetta nei confronti di 2 nisseni già detenuti accusati di usura e autoriciclaggio con l'aggravante del metodo mafioso. Secondo l'accusa avrebbero prestato a un imprenditore del settore dei trasporti 35.000 euro in contanti, pretendendo in cambio interessi mensili fino a 4.000 euro. Un meccanismo che nel tempo avrebbe portato la vittima a versare oltre 120.000 euro, di cui più di 80.000 euro solo di interessi, mentre il debito restava praticamente invariato. L'imprenditore, impossibilitato ad accedere ai canali ufficiali del credito, si sarebbe rivolto ai 2 per ottenere il prestito. Per nascondere la provenienza del denaro, secondo gli investigatori, sarebbe stato messo in piedi anche un sistema di fatture false emesse da una società riconducibile a uno degli indagati, che permetteva di giustificare i pagamenti attraverso bonifici bancari. Una volta accreditate, le somme venivano subito ritirate in contanti o trasferite su carte prepagate. Ci fermiamo a una breve pausa, ampia pagina dedicata allo sport, il calcio, il Catania che guarda la classifica dopo l'importante vittoria di Latina. C'è il calcio, il Catania di Viali guarda alla classifica dopo l'importante vittoria di Latina, ma anche al futuro che regala del tempo per migliorare gli automatismi e ritrovare forte. Marco Carli.
Di segnale in segnale il Catania va avanti, in classifica, nella convinzione e anche nell'ottica di un fattore che Viali pensava di non avere a sufficienza, il tempo. La vittoria di Latina, la sconfitta della Salernitana e il pari fra Benevento e Cosenza rendono quasi equidistanti la prima piazza, il Benevento è a +9 dai rossazzurri, e la terza, con Cosenza e Salernitana a -8. E con Catania Picerno e Salernitana Benevento all'orizzonte, ecco il fattore tempo. Se i sanniti restano a un passo dalla promozione diretta, nonostante il derby campano di lunedì di Pasquetta, che comunque toglierà punti ad almeno una delle due contendenti, se non ad entrambe, il Catania per lo stesso ragionamento ha realmente blindato la seconda piazza a 4 giornate dalla fine. E questo appunto produce il tempo di trovare gli automatismi migliori, di reinserire i giocatori come forte e di rendere la difesa meno soggetta ai rischi. E poi, se secondo posto sarà, come la classifica attuale suggerisce, significa partire dal 17 maggio, dal secondo turno della fase nazionale. Ciò vuol dire che manca un mese e mezzo. Viali lo sa e ne vuole approfittare anche per rispettare il primo obiettivo per cui è stato chiamato: riempire l'area e dare molte più opzioni in attacco, perché il Catania possa sempre segnare più dell'avversario. Bruzzaniti sta venendo fuori e con Cicerelli che ritorna nella migliore condizione e Caturano in futuro appoggiato da un'altra punta di ruolo, i rossazzurri possono pensare ai playoff con meno pressioni e con il tempo che serve. Confermata dalla Corte federale d'appello la penalizzazione di 5 punti al Trapani. Domani nuova udienza per il club Granata, Siracusa ultimo in classifica. Sergio Colosi. Rimangono i 5 punti di penalizzazione in classifica, confermata l'ammenda di 1.500 euro. Lo ha stabilito la Corte federale d'appello, che ha respinto i reclami del Trapani e della Procura federale che chiedeva l'esclusione dal campionato. Dichiarato inammissibile il ricorso Granata per la revoca della penalizzazione di 8 punti inflitta nel maggio del 2025. Nelle prossime ore nuova udienza del Tribunale Nazionale Federale per successive violazioni di natura amministrativa. Trapani terzultimo con 27 punti e una sola lunghezza di vantaggio sul Foggia, che ha vinto allo Zaccheria lo scontro diretto per la salvezza, una posizione comunque destinata ad aggravarsi nella prossima sentenza, con la quale potrebbe arrivare l'esclusione. A beneficiarne sarebbe anche il Siracusa, la cui situazione è critica, all'ultimo posto a quota 22 dopo il KO di Altamura, che ha interrotto una serie di 4 risultati positivi nelle ultime 5 giornate. Altro trofeo per la Meta Catania nel calcio a 5. I rossazzurri vincono contro Eboli 5-2 e conquistano così la Coppa Italia. Rossazzurri sempre padroni della situazione, capaci di portarsi in vantaggio in meno di 3 minuti grazie a un autogol. Dopo il provvisorio pari, Campano e il capitano Carmelo Musumeci, premiato come miglior giocatore, a spostare gli equilibri con una bella doppietta. Ha ottenuto il 3-1 in apertura di ripresa. La squadra non molla più, il vantaggio fino al 5-2 finale e si regala la prima Coppa Italia della sua storia. È tutto, grazie per l'attenzione e buona serata.